tutti amici di Mattoscacco, ben ritrovati. Vi propongo oggi un video basato su un'apertura a me molto cara, una di quelle aperture sorprendenti che possono cercare di creare confusione nella preparazione avversaria. Non sto parlando di nessun gambetto, a volte i gambetti possono sorprendere il vostro avversario, sto parlando di una sequenza di mosse che prende il nome di apertura Ninzovic. Dopo i 4, che è una mossa abbastanza frequente, ma vi dico che in realtà si potrebbe provare la stessa apertura anche contro D4, da nero spesso gioco così. Cavallo C6. Cavallo C6 è una mossa che vi assicuro che potrebbe dare tanta soddisfazione al giocatore che da nero prova a giocarla, sicuramente perché è fuori dagli schemi, sicuramente in partite veloci, in partite rapid e in partite a tempo lungo, a partite serie, dovete sapere che se il vostro avversario, quindi il bianco, vuole portarvi in qualche posizione concreta dell'apertura scozzese, lo fa tranquillamente. Perché dopo D4 e 5 siamo nell'apertura Ninzovic, però un giocatore con il bianco attento, esperto, che magari nel suo repertorio ha l'apertura scozzese, forse prima ho detto francese, chiaramente scozzese, potrebbe giocare cavallo F3. Dopo cavallo F3, questa è la posizione standard dell'apertura scozzese. Tuttavia, vi assicuro che la maggior parte dei vostri avversari, dopo una mossa del genere, cosa penseranno? Ok, il nero sta minacciando 2 volte il pedone centrale, difenderlo sarebbe un po' noioso, anche impegnativo. Ad ogni modo vi dico che per cultura generale, dopo una mossa come C3, tra le tante mosse interessanti del nero rientra anche D5. E quanti di voi avranno mai visto una posizione del genere, il centro totalmente occupato da 4 pedoni avversari, e qui siamo in piena confusione scacchistica. Sorvolando su questa mossa, o meglio in caso di C3 l'approccio più tranquillo potrebbe essere: io catturo al centro, tu mi riprendi, dopodiché una forte presenza centrale con il pedone in D5 garantirà al nero un buon gioco. Ok, tutto da giocare, però il fatto di aver sviluppato prima questo cavallo fa sì che il nero è come se avesse iniziato per primo, perché poi chi ha un piccolissimo vantaggio di sviluppo è il nero. La partita dunque dopo E5 spesso continua così, D5, e qualcuno di voi penserà: beh, in tanti video mi avete detto sempre di evitare di muovere più volte lo stesso pezzo in apertura, lo trovo scritto un po' ovunque nei consigli principali dell'apertura, ma qui sei costretto a muovere il cavallo. Tra l'altro metti il cavallo, posizioni il cavallo anche in una casa brutta, perché come vedete adesso tutto da rifare per il nero, la partita ricomincia, bisogna cercare di dare un senso a questo cavallo. Effettivamente questa sequenza di mosse è una ripetizione del movimento del cavallo, quindi è molto facile che il vostro avversario possa giocare una mossa come C4 e ottenere un vantaggio di sviluppo dato dal fatto che il bianco muove pezzi diversi, il nero sta muovendo gli stessi pezzi. Ad ogni modo, quando il vostro avversario porterà un pedone C4, che è una mossa molto spontanea, il cavallo si muove nuovamente e lì in G6 chiaramente è in un ruolo un po' strano. Il futuro di questo cavallo è semplice: il cavallo in G6 sarà molto utile qualora il nostro avversario, quindi il bianco, decida di arroccare corto, perché poi il cavallo in G6 con il suo amico cavallo F6 si ritroverà in coordinazione già contro l'arrocco, contro la zona dell'arrocco corto del bianco. La partita continua, cavallo C3, alfiere C5, mossa importante perché prima di chiudere la struttura pedonale, prima di avanzare il pedone in D6, cerchiamo di dare senso al nostro alfiere. Cavallo F3, altra mossa spontanea, e qui direi che la partita possa tranquillamente andare in questo senso, in questa direzione. Un errore tipico del bianco, comunque sia un errore tipico del giocatore amatoriale, è quello che quando ha la possibilità in apertura di inchiodare un cavallo avversario lo fa. Lo fa perché ci sono tante aperture, mi viene in mente l'italiana soprattutto, ma anche la 4 cavalli, dove inchiodare il cavallo avversario, soprattutto il cavallo del lato di re, potrebbe essere qualcosa che poi porterà all'iniziativa. E quindi non è da escludere che una mossa come alfiere G5 possa essere istintiva, perché io inchiodo il cavallo del mio avversario, quel cavallo non si potrà muovere, lo sto limitando, e magari ho ragione in questo. Tuttavia, alfiere G5 è quello che il nero vuole,
Adesso vi mostro un po' il perché. Arrocco corto, mossa logica, alfiere di 3 preparando anche lui l'arrocco corto, e a questo punto H6 interrogando l'alfiere. Dovete sapere che ogni volta che il vostro avversario vi giocherà H3 o H6, il vostro alfiere chiaramente dovrà essere spostato. Con un cavallo in G6 non c'è la possibilità di ritirarsi in H4 mantenendo l'inchiodatura, e allora a questo punto la mossa più logica è senz'altro il cambio. Quindi alfiere per cavallo, la donna riprende, e dopo arrocco corto D6 la partita continua. In questa posizione chi è che minaccia la solita tattica, quindi quella di inchiodare, e adesso è nero, quindi bisogna fare un po' di attenzione. La mossa più spontanea è senz'altro questa, ma l'assenza dell'alfiere di case scure dà al nero un'ottima iniziativa. Per quale motivo? Esiste un setup, uno schema, un pattern, ok? Chiamatelo come volete, e quindi una coordinazione di pezzi una coordinazione di pezzi del nero contro l'arrocco, e questa coordinazione spesso è la seguente: un cavallo che si sposta in F4, una donna o comunque un pezzo pesante nella colonna G, creando ovvie minacce, o comunque sia una minaccia immediata all'in G2, e una coordinazione un po' più lontana con l'alfiere pronto lì a essere sacrificato e rovinare la struttura avversaria. Stessa coordinazione avviene anche da bianco, perché il bianco potrebbe fare un po' lo stesso ragionamento: posizionare un cavallo in F5, portare un pezzo pesante sulla G, e quando avrà ancora l'alfiere di case nere, anche lì creare questo tema tattico. E allora cosa potremmo dedurne? Cosa potremmo dedurre? Potremmo dedurre che quando il mio avversario gioca H3, H3 si trasforma in un tema tattico. You're gonna see me shine, 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 walking on beams of light, 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 light. Quindi l'idea di sacrificare in H3 è qualcosa che dobbiamo cercare di inseguire durante il corso della partita. Qual è il miglior modo? Se sostenendo con altri pezzi che sostengono questa idea. Ad esempio, su una mossa qualsiasi, quale possa essere A3, adesso arriva una tattica vincente, o meglio, ci sono più modi per chiudere la partita, tra cui questa. Se lui mi cattura, tema di matto, donna G6, donna G2, e la partita si conclude. Un'altra idea potrebbe essere anche giocare donna G6 immediata. Qualcuno dovrà difendere il punto G2, e se lui decidesse di difenderlo con il cavallo, a questo punto di mosse per attaccare ce ne sono parecchie. Alfiere per H3 torna in gioco. Cavallo per G2 da considerare, magari non è la mossa migliore, perché dopo cavallo per G2, alfiere per H3, è vero che si minaccia matto, ma la donna fortunatamente rientra in difesa per il bianco. E allora la semplice cattura in H3 soddisfa l'attacco del nero. Tornando qualche mossa indietro, quindi diciamo a questo punto, il bianco deve fare attenzione, perché questa mossa H3 poi darà un po' di controgioco all'avversario, e allora il più delle volte è bene non muovere i pedoni dell'arrocco per concentrarsi con altri obiettivi, magari cercare di prendere spazio sul lato di donna, come in questo caso. Dopo A3 l'alfiere, come da programma, arriva in G4, e per i più attenti vi dico che se è una mossa del genere come torre C1, occhio, perché qui abbiamo già delle idee tattiche. La prima potrebbe essere cavallo H4, sfruttando l'inchiodatura del cavallo dietro il quale si trova la donna. L'altra, che probabilmente già mi darà una posizione vantaggiosa senza alcun controgioco per il vostro avversario, è la semplice cattura, perché se lui catturasse di pedone, il cavallo salta in F4, nessuno più lo rimuove con idee di matto. Se catturasse di donna, va bene, cambieremo le donne, poco importa, ma anche in questo caso un cavallo fortissimo in F4, nessuno potrà più rimuoverlo. Il cavallo in F4 si coordina in modo molto furbo e non tanto evidente anche con l'alfiere, puntando lì la casa F2. E allora, in questa posizione, il nero è più che soddisfatto. Torno un po' indietro, quindi siamo in questa posizione qui.
E dunque quando il bianco gioca una mossa istintiva come alfiere G5, in realtà alla lunga andrà a star peggio, deve fare qualcos'altro. Magari cosa potrebbe fare? Potrebbe giocare forse alfiere D3. A questo punto è importante per il nero la presenza di questo alfiere, e allora una mossa come A5 a volte andrà giocata. A5 o D6. A5 ha l'idea che se il mio avversario in modo molto creativo vuole immediatamente rimuovere il mio alfiere, allora l'alfiere lo nasconde in A7. Dunque, io ho detto A5, magari arrocco, e a D6 mossa qualsiasi, forse A3 per provare a giocare B4, arrocco anch'io, e anche in questo caso facciamo un po' di attenzione ai piani di gioco. Così come dicevo prima, un piano sempre molto interessante è cercare di posizionare un cavallo in F4. Adesso, per i più attenti, comunque sia, è evidente che quando salterò in F4 lui è già pronto a eliminarlo, e allora questa posizione non mi soddisfa tanto, devo cercare di fare qualcos'altro. E allora, al fine di fare qualcos'altro, ho bisogno di un altro cavallo, di un secondo cavallo. Quindi quando salterò in F4 magari lui mi cambia, lo sostituisco e nessun altro mi cambierà più. G3 impedisce il salto in F4. Come continuare? Potremmo continuare così. Casa debole, porto un alfiere e allora starò senz'altro un po' meglio. Il tema tattico molto particolare potrebbe essere, vista la forza e l'efficacia di quest'alfiere, fare pressione su F2. Domanda per tutti: come potremmo fare pressione su F2? Magari qualcuno già si sarà risposto e per altri sarà un po' più difficile rispondere. Un percorso potrebbe essere questo, quindi porto il cavallo a contatto di F2. Un altro percorso un po' più elaborato potrebbe essere la spinta del pedone F per cambiare F con E, e a quel punto tutto contro F2. Un altro percorso potrebbe essere qualcosa di molto creativo, ad esempio io posiziono la donna in D7, da lì salta in G4, a quel punto, senza pensarci troppo, sacrifico in G3, lui mi riprende e dopo donna per G3 la posizione sarà senz'altro vinta. Ok, donna per G3 sarò in grado di farla semplicemente perché l'alfiere inchioda il pedone F2. Dunque, se volete sorprendere il vostro avversario, l'apertura Nimzowitsch, quindi questa qui, potrebbe fare anche al caso vostro. Le mosse del bianco vi assicuro che sono mosse molto spontanee, soprattutto in partite rapid il vostro avversario da bianco cercherà di fare più o meno i ragionamenti che ho fatto io, che la possibilità di prendere spazio lo prenderò. Dopo cavallo 7 cercherò di prendere ulteriormente spazio con C4, e a questo punto ciò che dobbiamo ricordare è che portare un cavallo in G6 e un cavallo in F6 con il sostegno dell'alfiere delle case nere potrebbe darci iniziativa. Chiaramente, e apro una parentesi, non è una posizione vinta, un'apertura che vince sempre, se no sarebbe fantastico, sarebbe la confutazione del gioco degli scacchi, e ovviamente, così come in tutte le aperture, bisogna prima di tutto fare tanta pratica, tanta esperienza. Dopodiché, se abbiamo tempo da dedicare, fare qualche approfondimento attraverso lo studio. Se non abbiamo tanto tempo per studiare, io consiglio sempre di vedere tante partite commentate. Allora, spero che vi sia piaciuta. Se avete qualche suggerimento, qualche proposta su qualche apertura in particolare, scrivetelo qui nei commenti, e come sempre vi rimando al prossimo video di Matto Scacco. Seguite i social, commentate, siate più attivi che mai, e appuntamento alla prossima. E ora, per continuare, che cosa posso fare? Beh, innanzitutto ti consiglio di iscriverti al nostro canale in modo tale da non perderti le nuove video lezioni. E poi puoi vedere il video che è stato più cliccato in questa settimana. Ci vediamo, ciao!